Buongiorno allo sposo. Buongiorno. Mancava lui nella vicenda del matrimonio tra i gazebo. Così oggi abbiamo atteso Giancarlo Faccini, come gli altri invitati, seduti tra panche e ombrelloni davanti al municipio di Mogliano. Almeno usiamo un po', anche se non ci piace. Sarà il disincanto dell'età o il punto di vista squisitamente maschile, ma allo sposo Giancarlo la presenza dei tendoni in piazza non sembra dare più di tanto fastidio, non quanto almeno la convinzione di essere stati presi un giro. Quando siamo venuti a vedere avevamo visto un po' la situazione e ho detto va bene, sapendo che era così ci organizzavamo in un'altra maniera. Poi la scoperta, la denuncia sui social e in televisione, quasi un eccesso per lo sposo, che risponde così alla perfida provocazione del cronista. Perché... Ma andrà meglio la prossima volta. No, per me è già la seconda, io basta. Poi per il resto il matrimonio è andato come doveva andare. Arrivo su Porsche rossa della sposa in bianco e in rigoroso silenzio stampa. Cerimonia con scambio degli anelli e relative lacrime di zie, cugine e amiche varie. Io, Ferdinando Minello, ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mogliano Veneto, dichiaro in nome della legge che i signori Faccini Giancarlo e Nobile Natascia sono uniti in matrimonio. Fuori festa del pesce rigorosamente chiusa fino alla fine della cerimonia, ma con le cucine già in opera. C'è un lato positivo in questo gazebo, vi fa ombra, aspettando sì. la sposa. E l'odore del pesce. Sposi tutto sommato sciolti, nonostante tendoni e lamiere, che invece hanno fatto letteralmente sudare il fotografo. Ma come si fa a evitare il gazebo nelle foto da matrimonio? È dura, è molto dura. Per la cronaca il servizio fotografico è stato spostato tra le colline del Prosecco, come la festa per gli sposi, che alla fine hanno commentato così l'uscita tra le lamiere. Visto che ormai è andata, sposatevi, vi siete sposati. Quello che c'è di fuori vi interessa ancora? Ma sì, ma sì. Arrivederci. Arrivederci.